Chiamerei Valentina Sanna per il Partito Democratico. Poi se ci sono altre forze politiche. E sono la seconda. Beh, non è facile intervenire in un contesto simile perché ovviamente, ma forse sono anche un po' abituata, sono una voce fuori dal coro, lo sono spesso anche nel mio partito, quindi ci ho fatto un po' il callo. Dico subito che alcuni di voi mi conoscono, noi ci siamo incontrati per la prima volta a Festa Manna, eravate ancora IRS. E da allora, insomma, ho legato con tanti di voi, siamo legati anche da un sentimento di amicizia. ehm, E non sono venuta qui per dire che anche io in fondo nell'animo mi sento indipendentista, perché io credo che alla fine, lo dico sinceramente, da persona onesta quale sono, che trovo addirittura insopportabile a un certo punto le chiacchiere intorno a questo argomento, soprattutto da parte di chi adesso usa l'indipendentismo, la parola indipendentismo come una foglia di fico, per nascondere anche un'assenza di idee. Intanto voglio dire che considero Progress, così come consideravo IRSE e oggi Progress, credo che loro rappresentino il vero indipendentismo sardo. Sapete che non lo dico per piaggeria, ma sono convinta di questo perché non solo perché conosco le persone che militano dentro Progress, ma perché li seguo, perché leggo le loro proposte, perché mi rendo conto che sono gli unici che stanno portando avanti un progetto culturale, un progetto che è fatto davvero di proposte. E credo anche, lo dico per esperienza personale, io faccio politica da 10 anni, sono meno giovane di quello che sembra, ho 44 anni, quindi non sono neanche una ragazzina. E quindi non parlo di me quando dico i giovani in politica. Certo, nella politica io sono ancora considerata una ragazzina, però penso che oggi molte persone che parlano di fare insieme le cose, di portare avanti delle azioni, di portare la Sardegna all'indipendenza, sono comunque persone che hanno fatto politica per molto tempo e che non dico solo quelle che parlano di indipendenza, io parlo anche del mio partito, perché parlo prima di tutto e sono sempre molto critica, prima di tutto a casa mia. A volte anche troppo. Mi rimprovero da sola e qualcuno mi rimprovera. Però bisogna saper guardare prima di tutto dentro se stessi e quindi dentro casa propria. Sono arrivata alla conclusione, ma per me è un inizio, che ci sono persone che non si possono più permettere di dire che c'è bisogno di un cambiamento e che vogliono essere portatori di un cambiamento. Perché lo dico, è fisiologico. Dopo 20 anni o 30 anni nelle istituzioni hanno detto tutto quello che si poteva dire. E penso anche a un'altra convinzione. Sono convinta che non è soltanto delle istituzioni che si può parlare, si può fare qualcosa. Anzi, sono talmente convinta del contrario che personalmente ho anche scelto di non candidarmi alle primarie per le politiche, ma non perché sono contro gli italiani, ovviamente, ma perché penso che ci sia un grosso lavoro da fare qua in Sardegna e ci sia un grosso lavoro da fare nel mio partito. Perché se non cambiamo in questo, prima di tutto, io sono d'accordo con voi. Ho qui il vostro manifesto politico, io l'ho letto. E penso che, per esempio, la parte in cui
avete il coraggio di dire: la nostra identità trova alimento nell'amore per la virtù, già un termine che non tutti hanno il coraggio di usare. Quella virtù fatta di onestà e dedizione, di tensione a migliorarsi e a dare il meglio, che si forma nel libero confronto di idee e progetti differenti, così come nella capacità di cooperare per trovare sintesi volte al bene della nostra nazione. E poi si parla di immaginazione, di progetto, di passione, soggettività propria, ma soprattutto di passione, libertà, tensione a migliorarsi. Non sono parole che tutti possono usare. Non sono parole che tutti possono usare. Molti però le usano e parlano di bene comune, di perseguimento del bene comune. Poi nei fatti non si dimostra questo. Io vi voglio dire, chiudo così, perché non posso discutere di proposte che non ho sentito oggi e non voglio parlare di indipendentismo, però voglio parlare di libertà e voglio parlare di un percorso che anche io, parlo per me naturalmente, nel mio partito Italiota, poi qualcuno mi dovrà spiegare, ma lo dico con molta ironia perché non ho ancora capito se il significato è Italiota come patriota italiano, come idiota, cioè non capisco. È una semantica complessa. Se sono qua oggi è perché non posso, ma io non ho problemi, non ho niente da nascondere. Se sono qui oggi è perché non soltanto sono una persona cortese, quindi agli inviti rispondo, non è soltanto questo, ma perché mi interessa essere qui e perché credo che comunque i ponti e le relazioni debbano essere tracciati non soltanto tra gli indipendentisti, ma tra i sardi. Io penso che nel mio piccolo sto tentando anch'io una piccola rivoluzione. Lo faccio anche con la frustrazione quotidiana di vedere gli scarsi risultati, però sono convinta di una cosa, che la maggioranza delle persone che stanno nel mio partito, e penso anche la maggioranza dei sardi, condividono un nostro modo di sentire, condividono il nostro modo onesto di vivere la vita quotidiana e anche il nostro modo onesto di vivere la politica. Il problema è che non tutti hanno il coraggio di parlare. E il problema è anche che abbiamo capito, non dico tardi, forse io l'ho capito, potevo fare qualcosa 2 anni fa, ma l'ho fatto oggi. Io penso che non sia troppo tardi. Ho deciso che finché resto ancorata a un capo, io non riconosco come tale perché l'ho sempre contestato, l'ho sempre criticato apertamente. Ma finché non ci liberiamo dalla sudditanza psicologica di chi ci dice che fa qualcosa per noi, che fa per il bene, ma non capisce che non ha più niente da dare nell'istituzione, deve lasciare il posto a chi invece ha energia e passione per portare nelle istituzioni anche la sua voce, perché io non dico largo ai giovani e fuori i vecchi, io non penso questo. Io penso che però ci sono le stagioni giuste per ciascuno e per fare le cose. Dopo 30 anni non hanno più niente da dire nelle istituzioni. E questa cosa o gliela facciamo capire, ma non è che gliela facciamo capire semplicemente dicendolo, lo dobbiamo far capire facendo e quindi prendendo le distanze e dialogando con tutte quelle persone dentro e fuori i partiti che hanno deciso finalmente di liberarsi, che non hanno più niente da perdere. Se noi non facciamo politica in questo modo, con la libertà e la passione e anche il coraggio
eventualmente di perdere qualcosa. A me il massimo che può succedere è di perdere la presidenza del partito, ma dopo questo non mi possono togliere nient'altro. Rimango quella che sono e continuerò a fare politica, e più mi ostacaleranno, più continuerò a fare politica. Io non mi tolgo di mezzo, perché il mio obiettivo invece è che se ne vadano via quelli che hanno fatto male alla Sardegna e quelli che continuano a stare nelle istituzioni per occupare un ruolo e per interpretare un sistema di potere che ormai è sgretolato da anni e che può soddisfare soltanto ancora piccoli appetiti, ma non può soddisfare assolutamente il bene collettivo. Io in questo mi sento di essere, non dico con voi, perché sarebbe il minimo. Io sono con i sardi e non mi devo giustificare perché sto nel Partito Democratico. Io sono fiera di essere in questo partito e sono fiera di dire che sono in questo partito immaginando e sperando, ma non senza qualche ragionevole motivo, immaginando di poter cambiare le cose, non di contaminare Silvio Lai, ma di poter contaminare tante persone che sono pronte alla contaminazione, perché chi è chiuso al dialogo, chi è chiuso alla contaminazione, chi ha interessi altri e che ha già manifestato da tempo che ha altri interessi, non si farà convincere da me, ma io non perdo tempo a cercare di convincere quelle persone, perché io devo parlare con le persone, tante, che so che la pensano come me e come noi. Grazie.